ci fanno delle promesse, adesso abbiamo finito. Anche perché dobbiamo arrivare a fare la guerra dobbiamo fare. Abbiamo i coglioni pieni. Stanno bloccando il porto, adesso capiamo chi stanno bloccando e perché. Mettiti questa macchiata! Non cambio dov'era! Picchiamolo! Che commandiamo noi qua? Diglielo al tuo figlio, perché siamo venuti a fare la guerra. Siamo venuti a fare un blocco e dobbiamo bloccare. Blocco e basta. Per i nostri diritti, perché nessuno ai politici ci guarda, nessuno vengono, ci dicono delle bugie e dopo che si è visto, si è visto. Vedete, qua stanno cercando di trattare, perché ovviamente i trasportatori sono fermi e si lamentano, i pastori invece rimangono fermi sulle loro posizioni. Che non passi, lo vedete? Non passa nessuno, punto e basta. Allora siamo con Priamo che ci può spiegare quale sarà la protesta di oggi. Perché le normative igienico-sanitarie che ci sono negli altri paesi europei sono ben differenti da quelle che sono nella regione Sardegna. A noi ci impongono e ci vietano la libertà di poter produrre e allevare animali e ad altrove arrivano in condizioni veramente messe male. Quindi protestiamo per la gente comune, che sappiano che quando comprano la roba che c'è scritto prodotto sardo, no, guardino un po' se è prodotto e allevato in Sardegna, perché prodotto sardo non vuol dire che è un allevato in Sardegna. Quindi stiamo protestando soprattutto per la gente comune, per i semplici cittadini che vengono per il turismo, che viene qui e non sa cosa compra, aprono gli occhi e guardino bene cosa vanno a comprare. Maialette di scarto che proprio li buttano in Olanda, li portano qui, li macellano qui e poi li vendono come maialette sarde, capito? Tu hai detto cosa può fare la politica per tutelarci? Applicare le leggi che applicano a noi ci controllano tutto, ogni movimento, ogni singolo capo che noi abbiamo viene prelevato prima di essere ammazzato, invece qui arrivano dei camion di animali vivi, tra l'altro, che vengono macellati qui in Sardegna, poi vengono timbrati come sardi e poi ripartono per il resto dell'Italia e il resto dell'Europa col timbro sardo. A quel punto hanno fatto un macello perché il nostro prodotto praticamente scende giù perché non ha più la qualità, non ha la qualità, capito? Quei cavalli a vedere se sono normali, voglio guardare. Quelli portano le malattie in Sardegna. E i veterinari dove sono? Quelli pagati 7-8 mila euro al mese. Con i soldi nostri. E con le macchine anche gratis. Vengono a farci i corsi. Magnacci, ladri. E tutti magnacci. E speculazione. Vero, guardate, davanti a noi sta passando un tir, e non è il primo, carico di grano. Ci sono dei prodotti facilmente reperibili in Sardegna eppure sono fuori dai canali della distribuzione. I turisti che vengono in Sardegna si ritroveranno a mangiare gli stessi prodotti che trovano nelle mense a Milano, anziché a Bologna, anziché nelle altre città della penisola. Ma voi la condividete almeno la protesta? Ma io la condivido perché è normale, siamo proprio rovinati qui in Italia. Se condivide, ma non tutti rovinati, no, ma qui siamo fermi, io porto là, io sono 30 anni che vengo qua. C'hanno tutte le ragioni, per carità, però
Lo Stato qua si è dimenticato della Sardegna, ha fatto un figlio di un dio minore. Allora se tu padre oggi compri la macchina bella a mio fratello, domani le compri dei soldini per uscire, io mi sento inferiore, domani non rispetto né a te neanche mio fratello. Quindi abbiate pazienza, non è una questione, questa è una guerra dei sardi, la guerra è dei sardi. Agricoltori, pastori, non dobbiamo pensarle noi queste cose, le devono pensare chi è lì alla regione seduto lì dentro che deve studiare queste cose. Cioè qui la gente è morta di fame e loro continuano a prendersi i loro stipendi e noi siamo qui al porto a fermare le macchine e a fare gli stronzi tutti i giorni per colpa di certa gente. Questo è il bello. Adesso però la situazione è difficile da capire e soprattutto da redimere, anche perché si va molte volte su cose tecniche, non mi voglio esprimere perché sono cose delicate, però io sto respirando una situazione veramente assurda, perché poliziotti antisommossa, comunque anche loro padri di famiglia, loro che sono comunque, anche se vengono da fuori, sono comunque dei lavoratori, cioè alla fine siamo tutti uguali e tutti uno contro l'altro, e questa è la gravità della situazione. Allora, ho trovato il signore che si chiama Gisello Bruno. Mi ha fatto un'osservazione pertinente che io non conoscevo, cioè qua stiamo vedendo gli autoarticolati con 2 serbatoi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina è omologata per trasportare, credo, all'incirca 280 litri di gasolio. Oltre questo è considerata truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale, perché comprando il gasolio oltre frontiera lo paghi di meno, lo pagano di meno, non incassa IVA il nostro Stato e utilizzano non pagano le accise, bravo, e lo Stato non ha i guadagni e mette a disposizione le strade con il gasolio comprato all'estero. Se la legge stabilisce che le macchine sono omologate per trasportare, per avere in carico un serbatoio con 280 litri di gasolio, perché devono avere doppio serbatoio, che poi ho visto che i serbatoi vanno oltre i 300-400 litri l'uno. Il questore con tutti i suoi collaboratori in questo momento si è ritirato, le forze di polizia rimangono qui a presidiare, la situazione probabilmente andrà avanti ancora molto a lungo, però è stato un bel epilogo questo della stretta di mano fra, chiamiamoli così, i provocatori, i rivoltosi e le istituzioni, anche perché alla fine sono tutti nella stessa barca, perché se la crisi si sente, se il sistema non funziona, poi non funziona per tutti, anche perché con i tagli che ci saranno probabilmente anche le forze di polizia saranno sempre più tagliate, quindi anche i loro posti di lavoro sono a rischio purtroppo.